Presidente Valenti, c'è una bella realtà nuova per la provincia di Agrigento che è il calcio femminile. Oggi ha Licata il primo raduno della rappresentativa regionale. Sì, per noi questa squadra, questa società delicata, coadiuvata e collaborata alla Santa Sofia è il nostro fiore all'occhiello, perché abbiamo voluto questa squadra, grazie anche alla forte collaborazione del nostro delegato calcio femminile di Giacomo Sabini e chiaramente sotto le pressioni del delegato regionale Peppino Mistretta, devo dire che finalmente dopo un annetto di lavoro siamo riusciti a creare questa bella realtà. Siamo contentissimi di questa nostra apparizione in un campionato di calcio femminile a 11 e oggi siamo doppiamente contenti perché nella rappresentativa che oggi vediamo qua allenarsi in uno stage per la preparazione al torneo delle regioni ci sono delle ragazze delicate della nostra delegazione, della nostra provincia. Questo ci fa contenti e ci fa ben sperare per il futuro. Giuseppe Mistretta, delegato regionale per il calcio femminile, ormai possiamo dirlo tranquillamente che il calcio femminile è uscito, diciamo, dall'angolo, ormai soprattutto nella nostra regione comincia ad acquisire anche grande visibilità. Sì, diciamo che stiamo raccogliendo i frutti un po' di quello che sta accadendo a livello nazionale, di un'operazione che Tavecchio ha iniziato qualche anno fa coinvolgendo i grossi club. Dico, prova ne sia che quest'anno in testa al campionato di Serie A femminile c'è la Juventus, dico appena nata, ma che immediatamente, essendo la Juventus, dico, ha raccolto quello che di meglio c'era in circolazione. In Sicilia non abbiamo la Juventus, speriamo di averla, speriamo soprattutto che le nostre società, diciamo a livello professionistico, non parlo del Palermo, parlo del Catania, del Trapani, dell'Agragas, diciamo, del Licata stesso, diciamo tutte le società di Licata che bene o male dico, ha una tradizione. Io ricordo il Licata in Serie B qualche anno fa, dico qualche anno fa magari più in là, io magari forse invecchio e magari il tempo non lo calcolo più, dico qualche anno fa, 30 dico, circa. comunque dico, ha fatto la Serie B, dico questi grossi centri che in effetti nel passato hanno dico, e sono un po' la storia del calcio siciliano, dico sarebbe bene che si facessero coinvolgere dalla voglia di calcio femminile che si sta un po' spargendo per tutta Italia. Dico, io dico in Sicilia perché dobbiamo sempre essere gli ultimi, dico che ogni tanto sarebbe bello essere primi, comunque non mi lamento perché dico quest'anno fortunatamente dico, siamo riusciti a raccogliere diciamo, un numero di squadre abbastanza diciamo, soddisfacente, siamo riusciti a fare la rappresentativa dico, nasce soprattutto per volontà del nostro presidente ingegnere Santino Lopresti che ha voluto fortemente riportare diciamo, la rappresentativa di calcio femminile agli onori della cronaca e diciamo, è stato un mio piacere oggi portarla a Licata anche perché Licata è un suo terreno preferito. Purtroppo oggi lui doveva essere qua ma si trova a Troina perché c'è la finale di Coppa Italia dove tra l'altro è coinvolto il Licata, quindi bene o male dico così. Comunque dico qua c'è diciamo che la provincia è degnamente rappresentata da Stefano Valenti come delegato provinciale e diciamo, io sono molto contento di averlo già al mio fianco, soprattutto qua siamo entrambi soddisfatti diciamo, di come stanno andando le cose.